No, guarda dove sei andato? Mamma, dove che lei sul cammin, Ingrid? È un video scioccante quello che vi stiamo mostrando. Si vedono chiaramente 4 ragazzi che camminano sopra i tetti dei palazzi che si trovano lungo la riva del Brenta, a 2 passi dal Ponte Vecchio a Bassano. Si muovono avanti e indietro, sprezzanti del grave pericolo che stanno correndo, girano intorno ai camini, saltano da una parte all'altra, sembrano giovanissimi, forse sono minorenni. Dal muro del terraglio sono saliti su quella Villa Liberty, hanno oltrepassato una specie di muro di ferro con le lance, hanno passato oltre, sono andati oltre quella terrazza là, poi sono saliti sul tetto di quella casa gialla per raggiungere poi la casa dei Bassano. Attorno a quei camini là hanno fatto non so cosa, perché a un certo momento non si vedevano più. Poi li abbiamo visti a ritornare e hanno fatto lo stesso percorso e hanno raggiunto con difficoltà, perché saltare quella barriera di ferro non è stato facile, insomma, perché è alta e l'hanno fatta apposta perché non passi. Dal muro di Piazzale Terraglio i ragazzi hanno superato questo punto molto rischioso, vedete le lance in ferro, c'è pure del filo spinato. Un rischio enorme per questi ragazzi che una volta superato il parapetto non si sono fermati, hanno sfidato l'altezza passando da un tetto all'altro, una bravata che può costare davvero caro, magari soltanto per realizzare un video da postare sui social e ottenere qualche inutile like. Una bravata molto rischiosa considerando che i ragazzi correvano sopra i tetti a circa 20 metri di altezza. Bravata da ragazzi, che dopo può succedere anche quello che non sei in programma. Una bravata rischiosa. Sì, è pericolosa. Un episodio che si va a sommare a quanto accade sotto il Ponte della Vittoria, sempre a Bassano, dove alcuni adolescenti sfidano la sorte riunendosi tra le arcate inferiori della struttura e sporgendosi dai piloni. Mode rischiose e davvero senza senso che possono arrivare a costare la vita.